Era partita come una 2 giorni la prima politica destinata alla categoria e si è trasformato un incontro tra la politica della categoria e la politica dei politici sul territorio. Devo dire che ci siamo incontrati sia a livello locale con il sindaco del comune di Catania, con il quale vogliamo chiudere determinati discorsi già aperti, quali per esempio quell'attività di consulenza gratuita nelle delegazioni comunali, ma anche un sistema che permetta al comune di avere un miglioramento nella esazione delle imposte comunali. Poi anche a livello regionale mi sembra che abbiamo avuto un riconoscimento del nostro ruolo da parte dell'assessore Falcone, che ha visto nel notariato un interlocutore qualificato che possa essere veramente a servizio della collettività. È importantissimo un collegamento tra il notariato, che naturalmente predispone e fa gli atti di trasferimento, e i settori pubblici tipo per esempio l'urbanistica, gli assessorati, che possano collaborare col notariato, perché laddove c'è una domanda di sanatoria, laddove ci sono problematiche urbanistiche, di lottizzazione abusiva, il cittadino giustamente non capisce, non sa, quindi si deve affidare a qualcuno che gli garantisca la regolarità dell'operazione. Io compro un lotto di terreno e non so se è una lottizzazione abusiva, se c'è un piano di lottizzazione approvato. Il cittadino si deve affidare a qualcuno che sia competente e che eviti di buttare del denaro in un affare che poi si rivela negativo. Il ruolo del notaio è straordinario, è fondamentale, perché il notaio rappresenta il tutore della legalità. Il notaio, se da un lato è un operatore del diritto, dall'altro lato può rappresentare il parametro, il valutatore dell'andamento dell'economia. Bisogna avviare e continuare un percorso di fattiva collaborazione con le categorie produttive, con gli ordini professionali, con il mondo sindacale, nella consapevolezza dell'assoluta necessità di un principio di sussidiarietà, laddove noi possiamo trarre input significativi, consigli che vanno nella direzione della semplificazione delle pratiche amministrative, noi saremo pronti a raccoglierle. Questa, così come altre iniziative, vadano nella direzione di un rapporto più semplice, più diretto, più semplificato, che rappresenta il nostro prioritario obiettivo. La commissione da me presieduta, la commissione urbanistica, ha intenzione di calendarizzare una serie di incontri e di audizioni, invitando certamente anche l'ordine dei notai, per capire e comprendere il contributo che questo importantissimo ordine, che si confronta giornalmente con le problematiche collegate all'urbanistica, può dare in termini di idee concrete per dare vita a questo piano regolatore, che ricordo a tutti che è un piano regolatore atteso da oltre 50 anni. Catania non può attendere oltre, non può una città, la nona città d'Italia, rimanere ancora senza lo strumento principale di programmazione urbanistica, e sono convinto che questa sinergia che nasce oggi in questo incontro importantissimo potrà essere certamente utile per fare sì che il piano regolatore generale sia il piano realmente di tutta la città.